Eder. Mech. Pallister. Eravamo felici. 2 parole, buttate sui social a ridosso di Natale, e una fotografia che per Trieste pesa come un macigno. Nello scatto in piazza Unità d'Italia, Sebastiano Visintin e Liliana Resinovic sorridono, mano nella mano, in un tempo che oggi sembra appartenere a un'altra vita. Non c'è tensione, non c'è ombra, non c'è il minimo segnale di quello che sarebbe arrivato dopo. E proprio questa normalità quasi luminosa è ciò che ferisce di più. Quel post non è soltanto un ricordo personale, è un messaggio che riapre una ferita collettiva. Liliana Resinovic è scomparsa da 4 anni e il caso, nonostante indagini, ipotesi, dibattiti e attenzione mediatica, non ha ancora restituito una verità definitiva. Ogni anno che passa rende più difficile accettare che una storia così nota, così discussa, così presente nell'immaginario della città sia ancora sospesa. La fotografia condivisa non mostra dolore esplicito. Non ci sono accuse, non ci sono invettive, non ci sono parole di rabbia. C'è qualcosa di più spiazzante, 2 persone serene, immerse nel centro di Trieste come tante coppie in passeggiata. Un'immagine che oggi diventa il contrario di un semplice ricordo, perché racconta ciò che è stato tolto senza spiegazioni. È una felicità congelata, trasformata dal tempo in domanda. Il Natale, per sua natura, amplifica tutto. È il periodo dei ritorni, delle famiglie, dei tavoli pieni, delle fotografie che si riguardano. È anche il periodo in cui le assenze diventano più rumorose del resto dell'anno. In questo contesto la frase "eravamo felici" suona come un ponte spezzato tra ciò che era e ciò che non è più tornato. Non serve aggiungere altro. Quelle 2 parole contengono un prima intero e soprattutto contengono un dopo che continua a non avere una spiegazione condivisa. Il caso Resinovic per Trieste è diventato una ferita aperta che attraversa le stagioni e resiste al tempo. È una vicenda che ritorna ciclicamente, si riaccende, si raffredda, poi si riaccende di nuovo, come succede alle storie che non trovano un punto fermo. E mentre passano gli anni, la domanda si appesantisce. Com'è possibile che una sparizione così nota, così al centro dell'attenzione, sia ancora senza un approdo chiaro? Il post di Visintin, proprio perché non grida, colpisce di più. È il racconto di un'assenza vissuta nel quotidiano, di un vuoto che non viene riempito dai titoli o dai talk, ma resta lì nella vita di chi è rimasto. E intanto la città continua a ricordare. Trieste, che ha un rapporto forte con la memoria, non ha mai davvero messo via il nome di Liliana Resinovic. Ogni ricorrenza, ogni immagine che riemerge, ogni frase affidata ai social riporta a galla lo stesso nodo. Una donna scomparsa, un caso discusso, una verità che non arriva. In questa cornice, quel post natalizio diventa qualcosa di più della nostalgia. È una richiesta implicita di chiarezza e di rispetto. Perché quando una storia resta sospesa così a lungo, il dolore non si chiude, si stratifica. E le feste, invece di alleggerire, rendono tutto più visibile. Luci che illuminano ma non scaldano, tavole imbandite ma con un posto che manca. Ricordi che non consolano, perché sono accompagnati dalla domanda più semplice e più pesante di tutte. Cosa è successo davvero? La fotografia oggi è un simbolo di una felicità perduta, certo, ma anche simbolo di una verità che continua a mancare, mentre il tempo scorre e ogni Natale aggiunge un altro giro di attesa. Nel caso Liliana Resinovic, nelle ultime ore è riemerso un copione che il pubblico conosce fin troppo bene. Anticipazioni che nascono nei commenti di YouTube e nel giro di poco iniziano a comportarsi come se fossero già atti. Ieri una commentatrice, in mezzo a una discussione sotto un video sul caso, ha lanciato la frase bomba. A marzo si saprà se davvero nella parte superiore dei sacchi neri non c'erano impronte di Liliana. E ha aggiunto lo spoiler, che cambia il senso di tutto. Le impronte ci sarebbero. Un'affermazione che, al netto delle opinioni, porta con sé una domanda banale ma devastante. Come può una persona comune conoscere già tempi ed esiti di verifiche che, per loro natura, viaggiano su binari riservati? Oggi, nello stesso ambiente di commenti, è arrivato un secondo livello. Non parla la persona che ieri avrebbe anticipato l'esito, ma un'altra utente che discute proprio di quella figura e di ciò che avrebbe detto o fatto circolare. Il punto è questo. Non è una voce che rivendica di avere in mano documenti. È una voce che riferisce e allude a informazioni che le sarebbero state riportate, usando un linguaggio che sembra preso da un fascicolo. In particolare nei commenti compaiono riferimenti a numeri di pagina, buttati lì come chiodi nel muro,
pagina 4030 e successive, poi pagina 4083, mi dicono. E viene anche precisato che non si tratta delle mail delle persone attenzionate, come se ci fosse un fraintendimento tecnico da chiarire. Il messaggio implicito però è chiarissimo. Qualcuno starebbe parlando di contenuti da fascicolo con una precisione che, se reale, è incompatibile con l'idea che non stia circolando nulla. Nello stesso filone di discussione viene riportata anche una ricostruzione tecnica che mira a dare sostanza alla narrazione. Si cita un passaggio riferito al settembre 2023, sostenendo che gli investigatori avrebbero fatto notare come una richiesta massiva di dati di celle per più gestori avrebbe comportato un volume informatico enorme, con difficoltà pratiche persino nel trattamento degli elaborati, fino all'idea che non sarebbe stato possibile processare una mole così grande di dati. E poi la conclusione, quella che orienta tutto. Si scrive che gli investigatori avrebbero già in mano la localizzazione dei soggetti attenzionati da una certa data, perché tutti intercettati, fino a trasformare la vicenda in una formula, un caso sul nulla, un suicidio. Qui non siamo davanti a una prova, non siamo davanti a un atto. Siamo davanti a una costruzione narrativa che usa due strumenti tipici, lo spoiler temporale, a marzo lo saprete, e l'effetto fascicolo, pagine, numeri, precisazioni. Cioè la scenografia perfetta per far sembrare inevitabile una lettura. Ed è una lettura tutt'altro che neutra, perché ogni volta che prende quota l'idea che i sacchi neri siano gestiti da Liliana stessa, e quindi che le impronte siano il tassello che chiude il cerchio, il discorso pubblico viene spinto verso l'ipotesi del gesto volontario o comunque verso una dinamica che riduce il peso delle responsabilità esterne. In pratica, la pista suicidaria torna a fare da calamita e per semplice conseguenza si alleggerisce la pressione sulle piste alternative e su chi oggi è coinvolto in accertamenti. Il punto polemico, quindi, non è chi ha ragione nei commenti. Il punto è un altro. Quando una discussione online inizia a parlare come se avesse in mano pagine e contenuti riservati, il caso diventa ostaggio di due possibilità, entrambe tossiche. O c'è davvero qualcuno che lascia filtrare informazioni che dovrebbero restare coperte, oppure qualcuno sta solo recitando la parte di chi sa, usando numeri e allusioni per dare autorità a una tesi. In entrambi i casi il risultato è lo stesso. Si condiziona il pubblico prima dei fatti verificabili. E dopo mesi in cui il caso è stato attraversato da anticipazioni improvvise, rivelazioni a orologeria e ricostruzioni mediatiche presentate come certezze, anche questa nuova ondata va trattata per quello che è. Non una verità, ma un segnale d'allarme sul modo in cui il caso viene continuamente risucchiato nel circuito delle profezie. E quando una profezia punta dritta al suicidio, la prudenza non è un'opzione. È l'unico modo per non farsi portare a spasso da chi, nel dubbio, pretende già di scrivere il finale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.